ho detto solo che un evento storico deve essere contestualizzato, bisogna sapere cosa è successo prima, perché queste cose sono successe, e poi si può dare sicuramente il mio giudizio è negativo sulle foibe, ecco, però da questo a esagerare, a falsare la storia, questo no, e non ci sto. Lei non si definisce negazionista del fenomeno? No, le foibe ci sono state. Appena rientrata da Trieste, la presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani di Padova puntualizza le parole dette nel suo intervento alla risiera di San Saba in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Parole che avevano adirato e non poco il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. La presidente di Ampi Padova rimarca il concetto di strumentalizzazione delle foibe, da lei mai apertamente nominate nel discorso, dove ha parlato invece di complesse vicende del confine orientale. C'è intanto un numero di cosiddetti, parliamo adesso di infoibati, che non corrisponde più, sommandolo con quello degli esodati, alla reale popolazione italiana che c'era in Istria. Alcuni partiti, in particolare le destre, ci hanno giocato, questo è il discorso. Non ho detto che era tutto bello, che non è da condannare il discorso, non ho neanche parlato del foibe, ho detto solamente che non è stato contestualizzato. Il discorso di Floriana Rizzetto, da un luogo storico come l'ex campo nazista di Trieste, è stato criticato fortemente dalla Lega con il capogruppo in regione Alberto Villanova, autore della legge sulla memoria della regione Veneto. Sinceramente mi sono vergognato perché io credo che sia veramente assurdo che qualcuno riesca ancora oggi nel 2024 a giustificare quello che sono stati i criminali titini, quello che hanno fatto agli italiani di Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, buttando nelle foibe gente assolutamente innocente, civili, donne, anziani, preti, che sono finiti nelle mani di questi barbari criminali. Io credo sia veramente assurdo che qualcuno possa anche solo mettere in discussione la morte di 7.000 italiani, su cui ci sono prove storiche inconfutabili. Ora non resta solo chiedere scusa per queste parole ignobili che sono state dette ieri, chiedere scusa alle vittime, chiedere scusa agli esuli. Ma sulla questione delle scuse, Rizzetto è tranchant. Non chiedo scusa perché è la verità, basta consultare quello che dice il professor Raul Pupo, direttore o presidente che sia dell'Istituto Storico della Resistenza, per la storia della Resistenza dell'età contemporanea del Friuli, e dice le stesse cose che dico io, lui con più autorevolezza perché è uno storico di professione.